neoconservatrice. Ho messo un po' di elementi in fila, ma lascio subito a te di dipanarli e di argomentarli, perché l'articolo poi ricostruisce in maniera molto limpida, molto chiara, il percorso di queste due donne al vertice dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea in relazione appunto alla politica statunitense. Il tema è molto interessante, io non so come hai fatto in un articolo così breve a mettere tutto quanto, però c'è tutto quanto e ti lascio subito la parola, professore. Allora, grazie a voi e chi ascolta. Allora, il tema della nomina delle due donne, guarda caso una viene nominata dalla Germania e l'altra viene nominata dalla Francia, che sono le due nazioni dominanti in Europa. Quindi una è la Ursula von der Leyen e l'altra è la Lagarde. Ora, le due donne di per sé, allora la von der Leyen era una portaborse della Merkel al Ministero della Difesa e dimostra questa sua, tra virgolette, dipendenza dalla guerra, no? Visto che non fa che rilanciare la guerra in Ucraina, che dovrebbe invece essere chiusa. Le due donne hanno una caratteristica comune, che è quella di essere fondamentalmente hanno un comportamento di grande strumentalità e di opportunismo, ma non hanno una cultura adeguata alle vicende e ai ruoli che occupano nel contesto della governance europea. Va ricordato, come riprendo nell'articolo che stavo rileggendo il libro, va riportato il contesto culturale in cui queste due figure emergono soprattutto per la loro predisposizione all'ubbidienza e non a una posizione al dialogo e a una difesa di un'Unione Europea che mira ad avere un suo ruolo politico e non un ruolo semplicemente di suddito e dipendente. Ora, in realtà noi siamo stati sempre dipendenti dagli Stati Uniti e questa dipendenza deriva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove con gli accordi svolti sia per il piano Marshall che per l'accordo con la NATO, noi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità all'uso del nostro paese per le basi americane, che sono oramai un centinaio, insomma, quindi a partire da quella di Sigonella in Sicilia, quella di Eviano in Veneto, eccetera, dove peraltro noi abbiamo come deposito da parte del Pentagono delle armi atomiche depositate presso di noi. Ora, l'America ha sempre esercitato un potere molto forte sul nostro paese. È importante capire questo perché la storia poi va avanti e va letta, bisogna saperla leggere e metterla assieme. Noi abbiamo già sperimentato l'azione degli Stati Uniti nei terribili anni 70, che erano gli anni di lotta, gli anni sanguinosi, quando sostanzialmente ci fu il rischio che l'Italia finisse nel compromesso storico con Moro, che poi fece la fine che sappiamo, e la Democrazia Cristiana. La paura degli Stati Uniti era quella che, avendo di fianco il patto di Varsavia, l'Italia potesse spostarsi verso il patto di Varsavia e abbandonare invece la NATO e l'Europa. E questo è stato il primo fatto che determinante da parte degli Stati Uniti nella politica italiana. Poi ci sono stati gli anni 90 e questi sono importanti perché cade il muro di Berlino e gli Stati Uniti rimangano la potenza unica perché la Cina
ancora non muove i primi passi e la Russia è abbandonata a se stesso. È importante questo ricordo perché, e questo spiega in parte l'Ucraina, come ha ricordato Robert Kennedy recentemente in questo discorso fatto alla nazione, noi in quegli anni avevamo promesso a Gorbaciov, non per iscritto, ma era stata una promessa fatta insomma, no? Dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dalla Francia, che una volta caduto il muro di Berlino la NATO sarebbe rimasta dove era, mentre invece la NATO si è completamente dimenticata di questo fatto e ha cominciato ad occupare via via i paesi satelliti della Russia. Stiamo parlando di 14 paesi, dall'Estonia, la Lituania, la Georgia, l'Ucraina, eccetera. E quindi questo ha portato a una posizione, tra virgolette, di belligeranza nei confronti degli stati della Russia e poi via via. Ora, è importante capire che questo passaggio storico è stato incarnato da questo movimento neocon americano. Neocon sta per neoconservatori. Allora, il modello americano che ha inciso fortemente sulla politica dell'Europa e sulla politica dell'Italia, perché noi abbiamo cambiato, abbiamo avuto delle figure sicuramente come Moro, come Andreotti, come Craxi, che hanno pagato il fatto di aver partecipato ai furti e quant'altro del paese, ma di fronte alla posizione degli Stati Uniti e nella posizione internazionale hanno sempre mantenuto la schiena dritta e hanno avuto gli scontri anche forti, come quello di Sigorella con Craxi e Andreotti, che si opposero fermamente a Reagan, che chiedeva la restituzione delle persone che avevano attuato l'attacco all'Achille Lauro in Egitto. Ora, il neocon americano... Ecco, tra l'altro, professore, mi permetto di intervenire perché tu fai anche un piccolo excursus sulla nascita, un piccolo focus sulla nascita dei neoconservatori, del pensiero neoconservatore, che ebbe inizialmente la sua guida in una grande figura, quella di Leo Strauss, no? Pensatore politico e filosofo che, per riassumerlo molto volgarmente, diceva Atene, Roma, Gerusalemme, per capire quali sono le radici dell'Occidente, no? Rivalutando anche Platone, Aristotele, la filosofia greca, ma appunto ricordando il tronco ebraico e quello cristiano. Sì, Leo Strauss è stato il pensatore, ma come dico nel pezzo, lui era un filosofo e aveva un'idea. Stiamo parlando dell'America degli anni 60, dell'American Dream, dell'America che cresceva, dell'America che aveva un capitale sociale importante, e lui aveva una visione direi socialista della cosa, ma poi il cambiamento è stato molto forte di questo modello conservatore che ha cominciato a crescere durante il periodo di Reagan, no? Ha cominciato ad avere una sua dimensione politica, ma soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, come diceva, si è affermato questo modello neocon che ha avuto un forte posizionamento di soggetti come Wolfowitz, che insomma si allontana dal modello di Strauss, diciamo, no? Cioè di un capitale sociale, del bene comune, di questi valori, appunto tu li hai definiti socialisti, ma in senso positivo, no? L'importanza del capitale sociale e del bene comune e delle radici. Quindi il modello dei neocon di cui noi abbiamo subito in questi anni la versione più violenta si afferma negli anni 90 con Wolfowitz, con Dick Cheney, con Rumsfeld, con Victoria Nuland, con Robert Kagan che diceva gli Stati Uniti vengono da Marte e l'Europa viene da Venere. Ora, l'idea di questi soggetti è quella di una dominanza assoluta degli Stati Uniti sul piano finanziario, economico, militare e politico, che non ammette nessuna posizione di contrasto, ma un'obbedienza totale. E questo neocon
prende piede poi in modo particolare dopo le Torri Gemelle, quando Bush dichiara la cosiddetta guerra al terrore. E quindi l'idea del modello neocon è quello della guerra, è un'idea bellicista, cioè io devo assolutamente vincere laddove sia possibile. E poi la famosa esportazione della democrazia cosiddetta. Esportazione della democrazia, che in realtà era l'esportazione della guerra. E lì abbiamo tutte le guerre che abbiamo avuto dopo le Torri. Abbiamo avuto il Kosovo e la Serbia, poi abbiamo avuto l'Afghanistan, abbiamo avuto l'Iraq, abbiamo avuto lo Yemen, il Sudan, la Siria, la Libia, e quindi il movimento neocon è stato un movimento che non accetta interlocuzione, ma definisce e si sceglie le persone e si sceglie le persone che sono più funzionali ad obbedire. E qui entrano in gioco le due donne, una è la Ursula von der Leyen e prima di lei la presidente della BCE, la Lagarde. No? È importante perché queste due donne sono legate di fatto al movimento neocon, il quale vede la necessità di occupare delle posizioni. Attenzione, perché questo modello è stato estremamente invasivo negli Stati Uniti e la preoccupazione di questi neocon, di Cheney è stato il braccio e la mente dell'attacco all'Afghanistan, dell'attacco all'Iraq, è stato una figura terribile da questo punto di vista. Questa gente ha sempre dimostrato la necessità di guerra, tant'è che venne chiamato il partito della guerra sostanzialmente. No? Quindi le due figure della Ursula von der Leyen e della Lagarde nascono in un contesto di sottomissione rispetto agli Stati Uniti. La sottomissione paga dal punto di vista personale, perché il neocon e il potere degli Stati Uniti consentono di affermarti, di farti mettere in posizioni che a loro fa comodo, che sono posizioni di comando, tra virgolette, subordinato. Vediamo brevemente la storia di queste due persone. La Christine Lagarde, che forse che certamente ha più storie della Ursula von der Leyen, la Christine Lagarde è un avvocato, nasce come avvocato e ha dei precedenti, tra virgolette, penali, con la posizione dubbia del famoso presidente dell'Olympique Marsiglia, Bernard Tapie, e lei condivide con Sarkozy in modo molto stretto una posizione all'interno dell'establishment francese e mostra anche attraverso un scambio letterario di email con Sarkozy la sua, tra virgolette, sudditanza e obbedienza a Sarkozy. Queste due donne, come tante altre, sono state abituate probabilmente da piccole a giocare a cosiddette ai quattro cantoni, dove il gioco consiste nel stare sempre in un cantone, ma spostarsi in continuazione se cambia l'interesse sostanzialmente. Quindi vanno in una posizione di sudditanza. La Lagarde quindi lavora poi in uno studio da avvocati a New York. Nel 2011, quando c'è la campagna che la finanza fa contro l'Europa, prevedendo la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna e poi l'Italia, avviene un fatto importante, e cioè il presidente del Fondo Monetario Internazionale, Strauss-Kahn, viene colto in una situazione che lo portano a una prima istanza di condanna di violenza verso una cameriera dell'hotel Sofitel di New York, dove lui faceva riferimento e di queste cose le faceva tutti i giorni, insomma, no? Ma viene preso e messo in un carcere di massima sicurezza, Rikers Island,
e dove un giorno e mezzo dopo firma immediatamente le dimissioni da presidente del Fondo Monetario Internazionale. Al suo posto viene messa una Lagarde manovrabile, cosa che Strauss-Kahn non era per nulla possibile. Strauss-Kahn un mese prima aveva fatto un intervento importante alla Brookings Institution di Washington, dove diceva che il compito del Fondo Monetario Internazionale era quello di salvaguardare gli equilibri dei paesi che erano stati attaccati, e quindi l'obbligo del Fondo Monetario Internazionale era quello di aiutare la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna, e di conseguenza avrebbe espresso ancora l'Italia, che però non era ancora stata attaccata. Ora il ruolo di Strauss-Kahn diventava estremamente pericoloso, per cui viene messo con una trappola in una situazione perdente dalle dimissioni, salvo poi essere giudicato innocente un mese dopo da un tribunale di New York che lo doveva giudicare. Ma Christine Lagarde comincia a fare la sua strada, ma è una strada dipendente dall'indirizzo degli Stati Uniti e dalle politiche belligeranti del neocon. Poi lei arriverà a essere nominata alla BCE, ma dove le segue praticamente tutte le indicazioni della Fed di Powell e di Bernanke e di Powell, ma senza capire, o forse l'ha capito ma non poteva farlo, non voleva farlo, che le posizioni inflazionistiche degli Stati Uniti hanno origini profondamente diverse dalle posizioni inflazionistiche dell'Europa. Quindi questa ha portato la Lagarde a queste posizioni di taglio dei tassi, di aumento dei tassi, molto spesso in modo assolutamente inadeguato rispetto alla realtà. Ma lei faceva quello che gli dicevano, insomma, no? Quindi noi abbiamo una persona che non ci tutela dal punto di vista dell'Europa, perché alla fine l'Europa viene considerata dai neocon con un senso di fastidio, perché sostanzialmente dicono: noi facciamo la guerra, noi combattiamo, noi mettiamo i soldati sul campo, perdiamo dei soldati, perdiamo degli uomini, e voi siete lì a fare delle chiacchiere. E questo ecco, la cosa politica, il punto politico che tu sottolinei, professore, dopo questo quadro d'insieme cristallino che hai tracciato, è che paradossalmente adesso noi abbiamo alla guida delle istituzioni europee principali, la Commissione, la Banca Centrale Europea, due neocon fuori tempo, perché col ritorno di Trump quella filosofia lì viene accantonata. Ce la troviamo però in casa nostra, fuori tempo massimo. E quindi in Europa, tu scrivi, siamo in balia di un partito della guerra, che è rappresentato da queste due signore e che sembra non voler desistere in Ucraina e che è fuori tempo, perché Trump sta impostando una politica diversa e li ha spiazzate tutte e due. Ed è questo che dici, esattamente questo. Cioè la Ursula von der Leyen, anche lei, e questo è interessante guardare i passi, no? Perché l'elezione di Trump di fatto mette le due persone in una situazione nuova, perché Trump probabilmente si disinteresserà dell'Europa con i troppi problemi che ha all'interno del paese, e come ha dichiarato, e soprattutto non ha nessun interesse a fare la guerra con l'Ucraina, per cui queste due che inneggiano la guerra all'Ucraina diventano fuori luogo, e questa è la dimostrazione più evidente della situazione della Ursula von der Leyen, no? Perché lei viene eletta nel 2019 con un risicato numero di voti, e la sua presidenza dell'Europa coincide esattamente con la presidenza di Biden negli Stati Uniti. E la von der Leyen ubbidisce in modo scolaresco alle voci del Pentagono e di Washington, per cui ci trascinano nella guerra in Ucraina, che non avrebbe dovuto mai essere fatta, ci trascinano a uno scontro, subiamo le sanzioni della Russia, che adesso hanno messo la Germania in ginocchio con le sanzioni, con le auto, eccetera, e con la grande rincorsa all'elettrico, che è stato, e qui vorrei fare un cenno, l'elettrico è stato sostanzialmente spinto da un'azione della finanza
di 3 grandi fondi, che sono BlackRock, che sono il fondo Vanguard e che sono il fondo State Street. Questi 3 fondi di fatto hanno esercitato un potere molto forte, cioè pensiamo soltanto, facciamo una parentesi, ma pensiamo soltanto che BlackRock e Vanguard hanno il 15% di Unicredito e il 15% di Intesa San Paolo, e BlackRock ha l'8% della Banca Popolare di Milano, della BPM, insomma, no? E BlackRock e Vanguard sono presenti in gran parte delle istituzioni pubbliche come l'ENI, come le varie, come si chiama, Leonardo, eccetera. Quindi sono presenti in modo significativo in tutte le istituzioni pubbliche e private italiane, esercitando di fatto una situazione di potere che dovrebbe essere condannata dall'organismo per la tutela della concorrenza. Queste oggi, per dire con Trump come sta cambiando la storia, sono sotto accusa per una posizione di oligopolio all'interno degli Stati Uniti, per aver esercitato un'azione forte per promuovere il green rispetto a andamenti diversi. Quindi la Ursula von der Leyen in questi 4 anni subisce questo attacco, insomma. Noi subiamo questo attacco, un attacco dal punto di vista politico e un attacco dal punto di vista finanziario, perché i fondi finanziari americani. Per chiudere la nostra conversazione, perché sono le 10:58, professore, io ti chiedo questo, al termine di questa analisi così precisa, così limpida, ripeto, almeno a me pare così, come la vedi? La domanda è molto semplice. Se rimangono le filosofie di fondo e le persone alla guida dell'Unione Europea e della Banca Centrale rimangono quelle, o hanno un adeguamento molto rapido alla mutata situazione, oppure non credo che per l'Europa possano esserci tempi fantastici, tempi meravigliosi e migliori, o sbaglio? No, hai perfettamente ragione, tant'è che abbiamo visto che la Ursula von der Leyen, eletta grazie alla sinistra di Macron e di Scholz, si trova a dover combattere, come abbiamo detto, peraltro nei raggi di tempi non sospetti, si trova a dover combattere contro la destra che si è aumentata con la Le Pen, con Orbán, con i Länder tedeschi, con il presidente dell'Austria. Quindi lei è stata nominata a luglio, ma da luglio a oggi la sua posizione è profondamente cambiata, perché lei è stata eletta da dei perdenti e si trova invece contro dei vincenti. E quindi con l'elezione per esempio della Commissione, che è stata votata risicatissima, che cosa succederà? Succederà questo, che lei è dovuta venire a patti con la destra, perché la sua posizione della sinistra che l'ha nominata è diventata molto debole. Ora, cosa fa la von der Leyen per stare in piedi? Dovrà cercare una posizione con la destra, che però è in minoranza nel Parlamento. Quindi per adesso, secondo me, l'hanno votata per tenere in piedi il Parlamento, perché altrimenti se non avessero votato la Commissione sarebbe stato necessario andare a nuove elezioni, cosa che gli eletti non vogliono assolutamente. Quindi è molto probabile però che dalla nomina risicata della Commissione, stiamo parlando della nomina di una Commissione europea risicata al 51%, probabile che d'ora in avanti la sua posizione sia quella di essere in mano di non riuscire a governare. Allora, chiudo con la battuta di Elly Schlein. Von der Leyen, non sentiamo nostra questa Commissione europea, ha virato a destra e noi vigileremo, ha detto la segretaria del PD. Questa è la situazione, quindi noi ci troviamo in una situazione di governance di 2 persone che hanno dipeso le loro scelte dal potere degli Stati Uniti, che oggi sta profondamente cambiando. Allora, riprenderemo l'analisi, professore, sono le 11, dobbiamo salutarci, io ti ringrazio perché il quadro tracciato è estremamente interessante, avremo modo di ritornarci sopra. Intanto grazie al professor Fabrizio Pezzani, grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie agli ascoltatori e
io dico sempre, pensate con la vostra testa e leggete, perché quello che viene detto molto spesso è semplicemente funzionale alla gestione del potere. Grazie professore. Buona giornata a tutti. Ciao. Avete ascoltato Auto da Fè. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. I'm alive inside your beautiful something so unusual. In your eyes, I know I'm home. Yeah. Every tear, every fear, gone with the thought of you changing what I thought I'd do. I'll be yours for 1,000 lives. I'm freezing, but when I'm flying in your cage, I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. And I'm bleeding your love when you're swimming in my face. You got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Skin to skin, breathe me in. Fill with your kiss on your lips, I'm made of ecstasy. I'll be yours for 1,000 nights. 1,000 nights. I'm teasing when I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. No. I'm bleeding your love when you're swimming in my veins. You got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. I'm bleeding your love, you're swimming in my veins. You got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you.
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. She's out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump on that flight and meet you that night and make you tear up the room. And she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. And she loves the way they all call back when she said that she loves nobody else but you. She's on the move, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming for you. She's on the move, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming for you. She dances in the dark, a real work of art. Eyes could burn down the room. So get out while you can. Don't understand. She doesn't know how to lose.